Allora, a raccontarci in questo lungo percorso ritorna ai nostri microfoni storico docente, il professor Alberto Zago, che salutiamo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei Marisa, sempre molto felice di partecipare alla sua bellissima trasmissione. Noi contenti di avere un ospite come lei. Ecco. Allora, Alberto, il percorso è lungo, una storia complessa, una storia anche quasi sembra una favola che dal nulla o quasi, insomma, si è sviluppata questa grande città. Ecco, c'è anche una data simbolica, 25 marzo 421, e vediamo allora Venezia come nasce, da dove nasce, le sue origini. Sì, guardi, lei ha usato un'espressione felice, sembra quasi una favola, no? Perché vorrei cominciare accostando due immagini, la nascita di Venezia e Venere. È un collegamento abbastanza classico, no? Perché cosa hanno in comune Venezia e Venere? Diverse cose a ben pensarci. Innanzitutto Venere è la dea della bellezza e Venezia è una delle città più belle del mondo, sì. In assoluto. Ogni anno arrivano più di 20 milioni di turisti, una cosa incredibile. E dopo naturalmente entrambe nacquero dalle acque. Sì. E Venere, come si sa, pensiamo alla Venere del Botticelli, no, che sorge dalle acque, e anche Venezia, che in qualche modo, per cause contingenti, adesso le vedremo piano piano con l'arrivo dei barbari, con una serie di carestie e quant'altro, però anche Venezia piano piano ritaglia uno spazio vitale sempre più ampio e nasce dalle acque. E dopo c'è un terzo elemento che unisce Venere a Venezia, se vogliamo trovarlo, il fatto che né dell'una né dell'altra conosciamo esattamente la data di nascita, sì, di Venere per forza, perché il mito si colloca al di fuori del tempo. Di Venezia sì, è vero, c'è una data, come diceva lei, c'è il 25 marzo del 421, che è la data tradizionale della storiografia veneziana, che certo è simbolica e ha un significato molto importante, anche l'arte molto spesso ha aderito e ha esaltato questa data. E dopo bisogna anche capirsi, perché Venezia è una città che nasce piano piano nel corso dei secoli, perché immaginiamo come una grande altalena, no? Comincia a cadere l'impero romano e nel giro di pochi secoli arrivano in Italia, tra l'altro sempre dal Friuli Venezia Giulia, attraversando l'Isonzo, per cui subito dopo c'è il Veneto, arrivano una serie di tribù, una più bellicosa dell'altra. Per cui prima arrivano gli Ostrogoti, e poi, anzi inizialmente i Visigoti addirittura, poi gli Unni, poi gli Ostrogoti, poi arrivano i Longobardi, e poi tornano i Bizantini, e poi arrivano i Franchi, e tutti quanti cercarono di assoggettare quella che era chiamata la 10ª Regio Venezia et Istria nell'impero romano. E come dicevo, un'altalena, no? Perché ogni volta che arrivavano queste nuove popolazioni, i venetici, perché li chiamavano così, quelli che potevano almeno, imboccavano i fiumi e cercavano rifugio in laguna, perché tutte queste popolazioni barbare erano popolazioni terragne, per cui non osavano affrontare l'acqua, anche se non era molto insidiosa come quella della laguna. E insomma, quando poi la minaccia se ne andava, ecco che molti dei venetici che avevano cercato rifugio in laguna tornavano in terraferma nella speranza di ritrovare le proprie case, i propri beni. Però non proprio tutti, perché ad ogni, tornata successiva di nuove invasioni, alcuni venetici, che evidentemente avevano trovato uno stanziamento migliore in laguna, decidevano di rimanere. Per cui è un'invasione, 2 invasioni e 3 invasioni, piano piano questa civiltà comincia a nascere, a prosperare, sicché sono state proposte diverse date simboliche per la nascita di Venezia, perché naturalmente ci sono stati degli avvenimenti più significativi di altri, nei quali si può, convenzionalmente vedere la nascita dello Stato, della città di Venezia e poi dello Stato veneziano. E allora c'è il 25 marzo del 421, qualcun altro dice no, un pochino dopo, quando arrivano i Longobardi, nel 568, che poi tra l'altro era anche il giorno di Pasqua, per cui i Longobardi augurarono la buona Pasqua ai venetici, mettendo a ferro al fuoco un po' tutto. Qualcun altro dice no, ancora dopo, nell'811, quando i venetici, giunsero nelle isole Rialtine, che sono proprio le isole che oggigiorno costituiscono la Venezia che conosciamo. Sì. Perché, apro e chiudo la parentesi, i venetici prima di giungere nella Venezia che conosciamo
individuarono altre due capitali precedentemente, prima Civitanova, poi Malamocco, un'isoletta che adesso non esiste più perché probabilmente è sprofondata nel mare, non sappiamo neanche esattamente dove si trovasse, e poi nell'811 le isole Rialtine, che appunto, ripeto, è dove sorge Venezia oggigiorno. E qualcun altro dice no, addirittura più in là, nell'828, quando arrivarono le spoglie di San Marco a Venezia. Insomma, sono tutte date simboliche significative e chiaramente ciascuno dopo può propendere più per una data rispetto ad un'altra, però, come giustamente diceva lei, quel 25 marzo del 421 deve essere successo qualcosa di particolare, anche se ci sfugge fondamentalmente, perché è una data che è stata tramandata dalla tradizione orale fondamentalmente. E cosa dice questa tradizione? Che però poi ha fatto scuola ed è diventato un connotato distintivo dell'identità veneziana. Certo. E il racconto è questo: siamo nel 421, erano già arrivati i Visigoti, se ne erano anche già andati, alcuni venetici avevano cercato rifugio nelle lagune, che erano forse non del tutto disabitate, forse c'erano dei pescatori, dei carpentieri, però piccoli villaggetti, niente di particolarmente importante. Doveva ancora arrivare Attila, perché Attila arriverà circa 30 anni più tardi, e i venetici insomma cercavano come dire di cavarsela la bella in meglio, e quindi costruendo qualche casa in legno fatta di canne, fatta di paglia, e i mattoni non c'erano, e succede che scoppia un incendio. Tra l'altro a Venezia gli incendi nel corso dei secoli non si contano, perché le case in legno c'è poco spazio, e per cui bastava che una casa prendesse fuoco e tirasse un po' di vento dalla parte sbagliata, diciamo, che prendessero fuoco anche tutte le altre case, no? Motivo per cui, ecco, mi scusi se apro un'altra parentesi, l'isola di Murano, che è l'isola famosa, no, per il vetro, per la produzione del vetro, venne adibita alla produzione del vetro attorno al XIII secolo, perché a un certo punto si disse che quelle fornaci che giungevano a temperature elevatissime erano anche rischiose a Venezia, perché bastava veramente un nulla per far scoppiare un incendio devastante, per cui dissero, insomma, spostiamo tutte le fornaci su un'isola perché mal che vada, insomma, limitiamo i danni. Ecco. Allora, tornando al 421, c'erano queste case di legno di cui non conosciamo bene la consistenza, scoppia un incendio, tradizione vuole che, è rimasto anche il nome, questo candiotto si affidi alla divina provvidenza, domandi l'intervento dell'Onnipotente per far cessare il fuoco e salvare le case, i beni e le vite delle persone, dei venetici. E comincia a piovere e il vento cessa, e in qualche modo i venetici si salvano. E quindi, come ex voto, diciamo, edifica una piccola chiesetta, perché ancora le chiesette non c'erano le case, c'erano gli approdi per le barchette dei pescatori, non c'era ancora una chiesetta, e tradizione vuole che quella chiesetta fosse e sia San Giacometto di Rialto, quella che sorge oggigiorno vicino al ponte di Rialto. Ecco, noi sappiamo che non è esattamente quella, perché quella è una chiesa del XII secolo, però chissà, forse prima ce n'era stata una versione precedente in legno, o forse chissà cosa, in realtà non lo sappiamo, perché è questa tradizione orale, non abbiamo appigli né letterari né archeologici per spingerci oltre. Però ecco, la tradizione è un po' questa, ed c'è da notare che il 25 marzo, tra l'altro, una data significativa perché è una data mariana, no? È 9 mesi prima del 25 dicembre, e quindi è la festa dell'Annunciazione. E infatti anche a Venezia il passeggiatore un pochino attento noterà un po' ovunque l'iconografia dell'Annunciazione, no? Quindi l'Arcangelo Gabriele con il giglio che annuncia la nascita di Cristo alla Vergine, perché è un tema caro ai veneziani, lì hanno la loro origine. E poi, se mi consente, un'ultima nota di colore che a me ha sempre colpito molto, penso che tutti gli ascoltatori conoscano la Basilica della Madonna della Salute, che si trova proprio sulla punta della dogana, è una delle chiese più belle, più famose di Venezia, probabilmente l'esempio barocco più riuscito, no, dell'Onghena. Ecco, se capiterà agli ascoltatori di tornare alla Madonna della Salute, si può entrare, e proprio al centro c'è un bellissimo intarsio di marmo, proprio in asse sulla cupola c'è un piccolo ciondolino che dice così in latino: Undo origo inde salus, che significa là dove c'è l'origine
c'è anche la salvezza. E che significato ha questo aforisma latino? Perché sappiamo che la Madonna della Salute nacque come forma di ex voto. Sì. E ricordiamo quella peste tremenda, no? Che noi ricordiamo come 1630, la peste manzoniana. Sì. Bravissima, quella del 1630 e 31, devastante, colpisce molte parti d'Italia. A Venezia fa una strage infinita, e il doge, che in quel momento era Niccolò Contarini, una delle famiglie più importanti di Venezia, fa un voto alla Madonna. Se avesse in qualche modo lenito le ferite, fatto cessare la peste, le avrebbe costruito una chiesa meravigliosa. E di fatto la peste cessa poco dopo, muore anche il doge, a dire il vero, di peste, e però i veneziani si ricorderanno di quel voto e cominceranno pochi anni dopo ad erigere la Basilica della Madonna della Salute. Per cui ecco, la scritta che significato ha? Là dove Venezia ha la sua origine, quel 25 marzo, no, festa dell'Annunciazione, lì in qualche modo trova anche la sua salvezza, e quindi l'intervento e la cessazione della peste e poi l'edificazione della Chiesa. Ecco, sono significati simbolici che poi hanno caratterizzato l'identità e la storia di questa città straordinaria. Certo. Allora Alberto, noi adesso vediamo, insomma, immaginiamo, ecco, questi villaggi, questi venetici che vi abitano, in qualche modo, insomma, si danno da fare, dicono pescatori, contadini, insomma, si arrangiano e sopravvivono. Però andiamo a quella che è la struttura amministrativa, politica, perché dopo se c'è un desiderio di autonomia, di stabilirsi lì, di fare una comunità e di darsi anche delle regole. Ecco, questo passaggio, perché poi arriviamo al doge, al duca, se no, come lo dobbiamo intendere, Alberto? Sì, allora è stato un passaggio graduale, perché chi studia un po' la storia di Venezia noterà che non ci sono mai stati avvenimenti particolarmente stravolgenti dal punto di vista politico, non c'è mai stata una rivoluzione francese, ci sono stati dei cambiamenti. No, perché ci sono stati dei cambiamenti, però sempre progressivi, prudenti, adagiandosi piano piano a quelle piccole modifiche che dovevano essere introdotte, motivo per cui poi Venezia, anche solo se ci riferiamo alla storia dei dogi, magari dopo ci ritorneremo, sopravvive 1100 anni, sono proprio 1100 anni esatti dove si succedono 120 dogi senza fondamentalmente soluzione di continuità, e questo vuol dire che Venezia aveva trovato un suo equilibrio politico e una sua capacità di gestire la giustizia che poi fece scuola, evidentemente, no? Perché molti poi guardarono a Venezia come un modello politico da imitare. Ecco, però le cose vennero, ripeto, gradualmente. Allora, le prime istituzioni politiche nascono affrancandosi, però ripeto, gradualmente dalle istituzioni bizantine, perché accade che tornando ai Longobardi che citavo, Longobardi fanno il loro ingresso nel 569 e conquistano buona parte della penisola italica, che nel frattempo era stata riconquistata dai bizantini. Per cui sostanzialmente immaginiamo il nostro stivale come diviso più o meno a metà, però a macchia di leopardo. Alcune regioni ai Longobardi, altre regioni ai bizantini. Ecco, la zona dell'Emilia Romagna, diciamo così, era di possesso bizantino. E proprio lì, a Ravenna, l'imperatore bizantino decide di creare una nuova figura politica chiamata esarca. Esarca correva l'anno 584, ecco, per dare un appiglio. L'esarca era fondamentalmente un vice imperatore, cioè faceva le veci dell'imperatore in loco e godeva di poteri fondamentalmente assoluti, sia civili, sia militari, sia economici. Naturalmente non poteva governare da solo, aveva bisogno di delegare in qualche modo il potere a suoi subordinati. Ed ecco che nascono le cariche politiche dei duchi che amministravano, diciamo, fondamentalmente ampie regioni di territorio, sempre sottoposte ai bizantini naturalmente. E sotto i duchi nascono i tribuni che governavano, diciamo, su città o cittadine, per cui la gerarchia era l'esarca, i duchi e i tribuni. Cosa succede però? Che a lungo andare la pressione dei Longobardi sui bizantini aumenta sempre di più e quindi le comunicazioni e i contatti tra Ravenna, dove aveva sede l'esarca, e la periferia dei territori bizantini, come per esempio le lagune venetiche, quelle che interessano a noi,
ecco, le comunicazioni si fanno sempre più difficili e quindi fu giocoforza per i duchi e per i tribuni assumere sempre più potere, perché sappiamo che in casi di emergenza non si può aspettare che arrivi un ordine lontano, che forse arriva, che forse non arriva, bisogna agire con prontezza. Per cui la contingenza, come dire, geopolitica del momento fece sì che duchi e tribuni assunsero sempre più potere. Ecco, nella laguna venetica inizialmente non c'era un duca, c'erano dei tribuni, ognuno che governava su un proprio pezzettino di territorio, sia diciamo sulla costa, sia sulle isole, perché nel frattempo erano già state colonizzate in buona parte. E però i venetici si resero conto che tanti tribuni messi insieme mal coordinati non erano sufficienti per respingere la minaccia e la pressione longobarda. Per cui cosa accadde? E questa è una delle date più importanti nella storia di Venezia, che nel 697, su impulso del patriarca di Grado, che era il vecchio patriarca di Aquileia, che pure dovette fuggire dai Longobardi e prendere nuova sede a Grado, il patriarca di Grado, con il clero, con le famiglie più importanti, con i personaggi più illustri, convoca l'assemblea del popolo, quella diciamo che è passata alla storia come conso generalis, cioè in pratica tutti i venetici che avevano diritto di voto, non sappiamo adesso il numero, però deve essere stata un'assemblea molto ampia. Famoso Arengo. L'Arengo, esattamente. Tenga conto, ecco, per analogia, l'Arengo nelle città dell'entroterra, come poteva essere Padova, Vicenza, Verona, più o meno includeva il 25% della popolazione, ecco, per dare un numero e capire di cosa stiamo parlando. Noi non sappiamo a Venezia, però voglio dire, per i canoni del tempo era un'assemblea molto ampia, a partecipazione molto ampia. E perché viene convocato questo Arengo, o conso generalis? Perché si voleva eleggere un duca. C'erano tanti tribuni mal coordinati, a volte litigavano, a volte non andavano d'accordo, bisognava respingere questa minaccia longobarda, c'era bisogno di una figura forte che imponesse ordine, che coordinasse gli sforzi dei venetici e che garantisse un minimo di pace e di prosperità, diciamo. E insomma, all'unanimità, l'Assemblea Popolare elegge il primo duca, che sappiamo nella lingua veneta poi si chiama doge, e quindi il primo doge, Paoluccio Anafesto, proveniva da una famiglia aristocratica di Civitanova, che fu la prima di quelle 3 capitali di cui parlavo prima dei venetici, la prima Civitanova, poi Malamocco, poi Rialto. Ecco, qui siamo ancora nel periodo in cui la capitale era Civitanova, siamo più o meno insomma tra Eraclea e San Donà di Piave, ecco, per capirci, e Paoluccio Anafesto fu il primo doge. Questo fu importantissimo perché dai documenti non risulta che l'esarca abbia in nessun modo né approvato preventivamente né ratificato a posteriori quell'elezione, e quindi politicamente ha un significato importantissimo, perché è un'elezione avvenuta autonomamente in seno ai venetici, che eleggono un proprio doge senza chiedere il permesso alla massima autorità bizantina del luogo, che era l'esarca. Poi naturalmente rimase l'influsso bizantino su Venezia, non è qui che Venezia diventa indipendente, perché ripeto la cosa sarà lunga, sarà progressiva, però questo è il primo doge che i veneziani ricordano come un doge prodotto primo seme di autonomia della comunità. Esattamente. E qui comincia diciamo la prima istituzione, quella più importante, che è quella dogale. E inizialmente il doge godeva di poteri pressoché assoluti, comandava l'esercito, governava, era la massima carica giudiziaria, da lui dipendevano moltissime leggi, aveva forte voce in capitolo sulla nomina dei vescovi, ma questo anche per il semplice motivo che in una situazione di emergenza, dove si è sotto costante attacco dal nemico, parlo in questo caso dei Longobardi e poco dopo dei Franchi, è chiaro che come dire, il potere deve essere più rapido possibile nelle decisioni, e quindi viene favorita una certa concentrazione del potere. Però poi, a dire il vero, nel corso dei decenni, e nemmeno troppi, già nel corso di un paio di secoli, la tendenza dei venetici, progressiva ma inesorabile, fu quella di limitare sempre di più il potere dei dogi. E questa è una cosa che avvenne a Venezia e non avvenne in tante altre città, per dire.
per cui piano piano, a lungo andare, il doge si trovò spogliato di sempre maggiori poteri fino ad arrivare ad essere una figura, diciamo, sostanzialmente simbolica. Rappresentativa, sì, simbolica, certo. Mi scusi? Rappresentativa, simbolica, sì, come ha detto, sì, certo. Esatto, perché certo il doge doveva rappresentare l'unità dello Stato, aveva l'obbligo di vestire con tessuti e vestiti pregiati, perché anche quello era un sintomo di autorità, era lui che accoglieva gli ambasciatori stranieri, mai da solo però, perché doveva essere controllato dalle altre istituzioni veneziane, perché chissà cosa avrebbe potuto trescare se avesse parlato da solo. E il doge doveva poi rinunciare, per dire, al proprio, siccome erano quasi tutti mercanti, al proprio commercio, per evitare di fare strane commistioni tra potere pubblico e interesse privato. Conflitto di interessi, eccolo qua. Il famosissimo conflitto di interessi, esatto. Ma per dire, non poteva neanche ricevere prestiti, no? Perché chiaramente chi riceve prestiti, poi dovendo restituire la somma, si trova in una posizione di subalternità, e se chi deve restituire la somma è anche il doge a potere politico, chissà che non introduca qualche legge o qualche riforma più per il proprio interesse che non... Ecco, per cui a lungo andare il doge era una figura molto rispettata, aveva la dignità di principe, era il serenissimo principe, infatti per quello che Venezia poi si chiamerà Serenissima, perché è il serenissimo principe che per osmosi fa diventare serenissima anche Venezia. E tanto è vero che, per esempio, quando poi incontrava, almeno nel codice simbolico internazionale, delle teste coronate più importanti di lui, che potevano essere l'imperatore, il papa o un re, lui, che nel consesso internazionale godeva appunto del titolo di principe, doveva togliersi il corno ducale, ma solo in quei casi lì, perché riconosceva la superiorità. Però comunque rimane il fatto che ad infra, piano piano Venezia si costituisce di una serie di istituzioni, però parliamo già dell'undicesimo, del XII secolo, per cui il maggior consiglio in cui parteciperanno tutti i patrizi, e tutti avranno diritto di partecipare, di votare, per cui il Senato, per cui il minor consiglio e una serie di altre istituzioni che fondamentalmente anticipano, e di tanti secoli, quel famoso principio che oggigiorno è alla base di tutte le democrazie occidentali, liberali, che sarebbe il principio della separazione dei poteri. Cioè, se Venezia è riuscita a sopravvivere per 1100 anni senza mai subire una rivoluzione interna, perché poi venne affossata in virtù di un'aggressione esterna, i francesi di Napoleone nel 1797, ci riuscì anche perché, ripeto, tutto sommato riuscì a mantenere un equilibrio del potere, per cui il potere non era mai troppo debole da produrre anarchia e quindi disordine e quindi rivolte, ma non era mai nemmeno troppo forte e concentrato nelle mani di una singola persona per produrre appunto rivoluzioni a causa dell'insofferenza che questo poteva produrre. Ci aveva provato, ecco, un doge, a dire il vero, forse gli ascoltatori lo ricordano, il famoso... era Marin Falier, e ci aveva provato a dare siamo proprio nella metà del 1300, era l'epoca effettivamente in cui nell'entroterra nascevano, anzi erano già nate e stavano prosperando le signorie, per cui i Carraresi a Padova, gli Scaligeri a Verona, per dire quelle più vicine, erano signorie molto forti in cui il signore concentrava sostanzialmente tutto il potere nelle proprie mani, e Marin Falier, forse anche in qualche modo invidioso dei suoi vicini, tentò di introdurre una modifica simile, quindi di farsi eleggere signore e considerare signore, però finì male, come sappiamo, perché venne fatto decapitare e forse i nostri ascoltatori che hanno visitato Palazzo Ducale a Venezia ricordano che manca nella una sala testa del maggiore tutte le guide lo fanno notare, perché nella sala del maggior consiglio ci sono esposti a coppie tutte le effigi dei dogi, e mancano i primi 7, ma quello è un altro discorso, insomma. E quando si arriva e c'è una testa che manca ed è coperta, diciamo così, da un drappo nero, che è quella appunto di Marin Falier,
a perenne memoria dei suoi successori, perché tutti i dogi che sono seguiti a Marin Falier, quando frequentavano la sala del Maggior Consiglio, vedevano là un drappo nero e capivano che non era il caso di seguire le sue orme. Ecco. Però Alberto, lei ha fatto veramente un passaggio chiaro, chiarissimo, che penso che si lega un po' alla chiave della lungimiranza della Repubblica, perché lei ha detto né un potere troppo forte né un potere troppo debole. Qui l'equilibrio sta qui forse nei 1100 anni, perché qualcuno dice ma come mai ha resistito 1100 anni la Repubblica? Forse è questa la chiave di volta di questa Repubblica, la chiave del successo di questa Repubblica, perché lei l'ha detto molto bene in questo passaggio. Sì, io penso sia uno degli elementi fondamentali, non il solo, però sicuramente un elemento necessario ma non sufficiente, ecco, così, secondo me, per spiegare questa grande longevità di Venezia. E un altro elemento è il fatto che la classe politica, quindi parliamo della classe aristocratica, fu sempre una classe all'altezza del proprio compito, perché ricordiamo che gli aristocratici che poi venivano chiamati a incarnare le varie magistrature, sia nella città sia fuori dalla città, perché spesso e volentieri, anzi a un certo punto divenne una costante, e Venezia mandava dei provveditori in tutte le città dominate. Venezia era la dominante, no? Quindi a Verona, Padova, Treviso, ma anche in Istria, ma anche in Dalmazia, ma anche nel Peloponneso, arrivavano i rettori o i provveditori veneziani per governare. Però anche qui torna il leitmotiv di prima, sempre stando attenti a gestire un giusto equilibrio. Cioè i rettori veneziani non si comportarono mai da despoti nelle varie città in cui si insediavano, e anzi lasciavano sempre ampia autonomia agli statuti cittadini preesistenti. Per cui il veronese, il trevigiano e il padovano sapeva che su alcune questioni l'ultima voce in capitolo era quella veneziana, soprattutto su questioni militari ed economiche, diciamo così, ma per quanto riguardava praticamente tutti gli altri aspetti della vita, compreso quello giudiziario, si tendeva a lasciare ampia autonomia alle realtà, locali, alle realtà locali, e anche questo tutto sommato fu un equilibrio che funzionò nel tempo. Certo. Gli stessi magistrati veneziani, dicevo, potevano avviarsi alla carriera politica solo da una certa età in poi. C'era tutto un lungo cursus honorum prima di arrivare alla politica, perché generalmente il veneziano aristocratico era un commerciante, per decenni, a volte anche 20 anni, a volte anche di più, si faceva le ossa esercitando l'arte della mercatura, e quindi un po' a Rialto e magari a Costantinopoli e magari ad Alessandria e magari chissà dove, imparava le lingue, imparava il mestiere, imparava un po' come girava il mondo, e quindi cominciava un po' a diventare più scafato nelle questioni della politica e dell'economia, e quando si diventava maturi si era pronti a questo punto per dedicare le proprie energie e il proprio tempo allo Stato, e quindi dedicarsi meno ai propri interessi, tanto poi ci sarebbero stati i figli che li avrebbero portati avanti, e dedicarsi invece alle magistrature pubbliche. E di magistrature pubbliche ogni anno e mezzo in Palio ce n'erano, se ricordo bene, tra le 7 e le 800, perché un altro elemento fondamentale è che quando un patrizio veneziano assumeva una carica, generalmente quella carica non durava più di un anno e mezzo, perché ruotavano continuamente. Anche qua sempre per il principio di cui parlavo prima, no? Per evitare che il potere si incancrenisse e diventasse dispotico. E per cui abbiamo questo fine equilibrio in cui le cariche erano a rotazione, e chi incarnava quelle cariche aveva già una certa età, aveva lavorato, aveva magari anche combattuto sulle galere veneziane, e quindi era tutta gente capace. E questi fattori messi insieme fecero la prosperità di Venezia. Un altro fattore fondamentale è l'aspetto economico. Venezia fu sempre capace di essere al centro di importanti scambi commerciali, e quindi ci fu sempre una certa prosperità economica in città. Faccio un esempio semplicissimo: in tempi di carestia in alcune città dell'entroterra mancava il grano,
Ecco, quando mancava il grano era un disastro perché la popolazione si ribellava, non guardavano in faccia a nessuno, perché naturalmente quando uno non mangia o quando i propri figli non mangiano, infatti tutti i governanti accorti, anche dell'entroterra, cercavano di tenere sempre i granai pieni, perché in caso di emergenza sapevano come dire, smorzare il malcontento, però non sempre ci riuscivano, perché a volte il grano c'era, a volte non c'era, a volte costava troppo. Venezia, essendo al centro di grandi scambi commerciali, aveva molta più facilità di accedere al grano, teneva i granai sempre pieni, per cui in caso di necessità aveva anche buon gioco e miglior gioco, insomma, nello sfamare la popolazione, quindi nel prevenire rivolte di sorta. Certo. Ecco, se noi mettiamo insieme tutti questi elementi, secondo me possiamo, come dire, farci una buona ragione, no? Darci qualche risposta sul perché le istituzioni veneziane sopravvissero, ripeto, se contiamo i dogi, 1100 anni. Guardi che è una cosa incredibile, perché, scusi se mi soffermo su questo, 120 dogi dicono una continuità politica che praticamente è unica nella storia, perché è l'unica istituzione, chiamiamola così sui generis, che ha fatto meglio in termini di continuità, è la Chiesa Cattolica. Papa Francesco è il 266esimo Papa, ma se noi cominciamo a contare gli imperatori romani, gli imperatori bizantini, i monarchi inglesi, i sultani ottomani, furono 36, furono tutti molto meno di 120, per cui voglio dire, Venezia ha scusa la Chiesa Cattolica, che ripeto sui generis, primato incredibile, per cui forse qualcosa di buono, guardando al passato, certo, lo si può scorgere. Ecco. Però Alberto, dunque i nostri dogi avevano anche attenzione all'aspetto religioso, ecco, lontani dalla Chiesa romana, come sappiamo, Sarpi eccetera, e quindi ecco che punta sul nostro santo, San Marco, certo. E qui ha lavorato molto bene, diciamo, nell'828 arrivano queste spoglie. Ecco il significato dell'arrivo delle spoglie di Marco, e poi ovviamente questo primo stato laico è Venezia. Sì, allora l'828 è un'altra di quelle date fondamentali per Venezia, no? Perché è lì che giungono a Venezia, proprio come ha detto lei, le spoglie del santo. E anche qui è bello raccontare la storia, come è stata tramandata, e anche come è raffigurata sulla Basilica di San Marco. Se noi ci mettiamo in piazza San Marco e guardiamo frontalmente la Basilica, troviamo 4 grandi lunette che contengono altrettanti mosaici, fatta eccezione per l'arco centrale. Ecco, quelle lunette raccontano una storia, forse, come dire, il turista un po' disattento non ci fa mai caso, ma raccontano una storia che va letta da destra a sinistra. E quindi 4 lunette da leggere da destra a sinistra, che raccontano proprio questo episodio si chiama traslazio, quindi della traslazione delle spoglie di San Marco. E accade questo, siamo nell'anno 828, era un anno e un periodo molto difficile, perché proprio in quegli anni i saraceni e quindi le flotte musulmane che provenivano dal Nord Africa stavano infestando il Mediterraneo e stavano dando del gran filo da torcere agli stessi bizantini. E tra l'827 e il 28, tanto per dire, Creta viene presa in parte occupata dai saraceni, comincia l'invasione della Sicilia, e cominciano anche le prime occupazioni nelle Puglie, nel sud Italia. Di lì a poco, addirittura nel 846 viene saccheggiata Roma, risalendo il Tevere. Insomma, c'era il problema dei saraceni che facevano un po' il bello e il brutto tempo nel Mediterraneo. E questo preoccupava soprattutto i bizantini, a dire il vero, che ancora avevano molti avamposti da quelle parti. Ecco, l'imperatore in quel momento era Leone V l'Armeno, che giustamente dal suo punto di vista impone un ordine a tutti i suoi alleati e sottoposti. Ecco, Venezia era ancora era sottoposta, ma cominciava piano piano ad affrancarsi, siamo in quella fase di interregno. E l'ordine era quello di non commerciare con i saraceni e soprattutto di non fornire loro metallo, armi e legname che i saraceni avrebbero utilizzato nella guerra contro Bisanzio, naturalmente. Ecco, un ordine che ci sta in tempo di guerra. Cosa succede? Che nell'828 abbiamo questi 2 personaggi, la tradizione ricorda anche i nomi, sono Rustico da Torcello e Buono da Malamocco, che erano 2 amici, avevano combattuto insieme qualche anno prima contro il tentativo di Pipino dei Franchi, andato a vuoto, di invadere la laguna.
Insomma, si erano messi in affari, perché insomma, i veneziani fondamentalmente facevano i commercianti, quindi allestiscono una flotta e li coglie una tormenta e insomma fanno un naufragio ad Alessandria d'Egitto, in terra quindi saracena. E visto che erano lì, si recano presso la chiesetta che custodiva le spoglie di San Marco, perché San Marco, sappiamo, era stato il collaboratore di San Pietro, e San Pietro lo aveva mandato ad Aquileia, qui aveva evangelizzato un po' di persone, tra cui Ermagora, che poi diventerà il primo vescovo di Aquileia, e poi ci sarà il suo tragitto di ritorno, si fermerà anche nelle isole Rialtine, per cui il sogno di San Marco, ma alla fine della sua biografia come dire, di vita finisce ad Alessandria e lì prova a evangelizzare i pagani e gli trova anche il martirio, per cui il suo corpo riposava là. Ora, quando arrivano i mercanti veneziani, la situazione era critica, perché sembrava che le autorità egiziane volessero smantellare quella chiesetta per recuperare del materiale e farne una moschea, per cui il culto a San Marco sembrava essere in pericolo. Allora si mettono d'accordo con il clero locale, quello che gestiva la chiesetta, per asportare le spoglie e metterle al sicuro a Venezia. E qui c'è quel famoso episodio, no, che tanti ricordano, che era il problema della dogana, perché si potevano importare, esportare le merci, però c'era sempre un funzionario della dogana che controllava cosa stesse succedendo, cosa veniva importato e esportato, soprattutto per applicare le tasse, c'era il 5, il 10, il 15%. Allora bisognava eludere il funzionario della dogana, che non avrebbe con ogni probabilità concesso di traslare le spoglie. Allora e questo lo vediamo anche nei mosaici di San Marco, nella facciata che dicevo prima, proprio il primo a destra, si vede che Rustico e Buono adagiano le spoglie di San Marco su una cesta, e però le ricoprono con della carne di maiale, che sappiamo essere impura per i musulmani, no? E quindi quando il doganiere alza il coperchio della cesta prorompe in un grido al-Khanzir, che vuol dire il maiale, come dire. Allora, e si vede proprio nella lunetta di San Marco i funzionari, uno che si tura il naso, l'altro che si gira dall'altra parte, come dire non vogliamo vedere altro, chiudete tutto, andatevene, e chi si è visto si è visto. E insomma, utilizzando questo escamotage, i due mercanti riescono a imbarcare la salma sulle navi e poi riportarla a Venezia. E giunti a Venezia, tra l'altro, forse temevano la reazione del Doge, perché in un modo o nell'altro erano finiti ad Alessandria e non si poteva finire in terra nemica in quel momento, no? Per i motivi che dicevo prima. Addirittura l'imperatore bizantino avrebbe comminato la pena di morte se avesse colto qualcuno in fragranza nel commerciare con i nemici. E quindi forse temevano la reazione del Doge, perché dovevano spiegargli che erano stati ad Alessandria. Però, insomma, avendo riportato le spoglie di San Marco, il Doge erano ricompensati. si concede subito il perdono politico e anzi si dà subito da fare per costruire attorno a quelle spoglie uno scrigno che ne fosse degno. E quindi qui in sostanza pochi anni dopo nasce la Basilica di San Marco. Non proprio quella che vediamo noi, perché quella che vediamo noi è la cosiddetta San Marco 3. Ci furono 2 tentativi precedentemente, uno venne distrutto, l'altro venne restaurato, però sempre nello stesso posto, diciamo al terzo tentativo, per dirla così, siamo nell'XI secolo, nasce la San Marco 3, che poi però continua ad evolversi ancora per diversi secoli, tanto che noi possiamo vedere anche alcuni elementi goticheggianti, quindi siamo nel 1200, nel 1300, fino poi a cristallizzarsi nella forma che possiamo ammirare noi tutti i giorni. Ecco. Certo, quindi è stato un momento importante avere il proprio santo, insomma, ecco, quindi... Certo, anche e soprattutto, scusi, per tornare alla sua domanda, da un punto di vista politico, perché poi... mi ero perso nella narrazione. Certo, quello è uno snodo fondamentale, perché fino a quel momento per Venezia il santo patrono era San Teodoro o Todaro, come dicono i veneziani, a cui erano molto affezionati, però i patroni al tempo avevano un significato evidentemente religioso, cattolico, ma anche politico. E San Todaro era un santo, diciamo tra virgolette, di importazione, era un santo bizantino, una figura molto importante a Bisanzio e dintorni, che
probabilmente i bizantini avevano esportato a Venezia ancora ai tempi della guerra gotico-bizantina, quando dalle nostre parti, nel nord Italia, arriva il generalissimo Narsete, che sconfigge definitivamente gli Ostrogoti, e sembra che, adesso non sappiamo esattamente, ma probabilmente abbia donato delle reliquie, forse anche delle reliquie di Sant'Odaro ai veneziani. Insomma, da lì in poi comincia il culto di Sant'Odaro a Venezia, cui i veneziani erano affezionati, ma che, ripeto, nel codice simbolico del tempo diceva anche subalternità politica nei confronti di Bisanzio. E nei primi secoli non era un problema, perché effettivamente Venezia nasce come ducato bizantino. Sì. Però piano piano, ripeto, Bisanzio un po' si indebolisce, i venetici si rimboccano le maniche e diventano sempre più forti, sia economicamente, sia, come dire, forgiandosi nelle battaglie contro i pirati slavi e contro i saraceni. Piano piano Venezia diventa sempre più autonoma, e in questo secolo, nell'Ottocento, siamo proprio in uno snodo cruciale. Venezia, che formalmente ancora è suddita di Bisanzio, ma che già si sente abbastanza pronta, diciamo così, per essere autonoma. E fatalità, arrivano proprio le spoglie di San Marco. Sì. E quindi Venezia può sfoggiare un santo patrono proprio. Tra l'altro già da secoli c'era una memoria della predicazione di San Marco dalle nostre parti, diciamo in Veneto, per cui quel santo lì diceva un santo patrono proprio, ma anche un salto verso l'autonomia politica. E infatti, e chiudo, se noi andiamo in piazzetta San Marco, che è la piazzetta proprio adiacente a Piazza San Marco, no? Quella, diciamo, che sta tra la biblioteca Marciana e il Palazzo Ducale, ci sono due colonne. Penso che i nostri ascoltatori le abbiano presenti, e non sono colonne poste lì a caso, perché su una colonna, diciamo dando le spalle alla Basilica di San Marco e quindi guardando la laguna, ecco, di fronte abbiamo queste due colonne. Quella di destra è la colonna su cui poggia la statua di Sant'Odaro, quella di sinistra è la colonna su cui poggia il leone alato di San Marco, e non è un caso, perché a sinistra della colonna marciana, quindi più vicino alla colonna marciana, sorge il Palazzo Ducale. A dire che cosa? Che quale dei due patroni è più vicino al Palazzo del Potere, cioè al Doge? Quello di San Marco. Per cui Venezia non rigetta il vecchio patrono, anche questo è molto interessante, non è che il nuovo si sostituisca al vecchio, il vecchio viene conservato, Sant'Odaro, però c'è un incremento di significato, diciamo, in San Marco, che viene elevato come patrono principale di Venezia e che non a caso, come dire, viene collocato su una colonna, proprio vicino a Palazzo Ducale, a indicare questo passaggio graduale verso un'autonomia sempre più accentuata. Certo, e non respinge il Todaro, assolutamente. No. Alberto, abbiamo pochi minuti, però un flash su quello che mi stanno chiedendo, il patriarcato di Aquileia e il patriarcato poi Grado. Ecco, lì cosa è successo esattamente? Ma abbiamo pochi minuti, possiamo sintetizzare? Allora, spero di farcene in pochi minuti, perché è piuttosto contorto. Però succede questo, che allora parliamo dell'invasione dei Longobardi. I Longobardi arrivano nel 568, ripeto, aggrediscono e saccheggiano per la seconda volta Aquileia, che era già stata saccheggiata da Attila, ma aveva anche superato, insomma, in qualche modo il trauma. Il vescovo in quel momento si chiamava Paolo, e vedendo arrivare i Longobardi fugge verso Grado, porta via le insegne della Chiesa, fugge con gli ecclesiastici, fugge anche con i maggiorenti, per cui è tutto il centro del potere civile e religioso che si sposta verso Grado, e lì, come dire, conserva il proprio vescovado, e cioè il proprio titolo di patriarca, inizialmente addirittura di Aquileia, no? Perché si era trasferito a Grado per difendersi. Ora, cosa succede? Che però in quel momento, fatalità, il patriarca di Aquileia stava seguendo una linea teologica che non era perfettamente in linea né con quella dell'imperatore bizantino né con quella del Papa romano, il cosiddetto scisma dei tre capitoli. Per cui questo Paolo fugge da Aquileia, da, diciamo così, scismatico, e rimane scismatico a Grado. E lì ci intestardisce e persevera nella propria linea teologica. Succede che pochi anni dopo, nel 606,
muore il patriarca e il Papa, in collaborazione con l'imperatore, riesce a nominarne un altro, però fedele all'ortodossia romana, diciamo così. A questo punto qua però i Longobardi, che dominavano sull'entroterra, colgono l'occasione per nominare a loro volta un altro patriarca da insediare ad Aquileia, fedele alla linea teologica tricapitolina, per cui viene sfruttata questo contrasto teologico in chiave politica per duplicare il patriarcato. E per cui dal 606 in poi avremo un patriarca cattolico ortodosso a Grado, in piena sintonia con Roma, e invece un altro patriarca tricapitolino ad Aquileia, che per diversi decenni rimane tricapitolino fino a quando anche lui ritorna in seno all'ortodossia alla fine del 600. Però rimane il fatto che questa spaccatura, che poi a livello teologico si riassorbe, a livello politico mantiene una biforcazione, per cui un patriarca da una parte e un patriarca dall'altra. Ovviamente entrambi rivendicavano l'autentica tradizione marciana, e nessuno voleva lasciare all'altro il titolo di patriarca, per cui il titolo di patriarca venne duplicato, fino a quando, a questo punto, verso la metà del 1400, un altro papa abolirà la carica di patriarca di Grado, abolirà anche la carica di vescovo di Olivolo, che era il vescovo di Venezia, che era stato creato nei secoli precedenti, unirà queste due cariche creando il patriarcato di Venezia. Però il patriarcato di Venezia nasce intorno alla metà del 1400, sulla scia del patriarcato di Grado, che a sua volta deriva dal patriarcato di Aquileia. Quindi, questo, benissimo, abbiamo dato risposta, molto sintetico, però chiaro, che alla fine insomma si riuniscono e abbiamo un unico patriarcato, questo è importante. Sì. Allora, Alberto, siamo arrivati proprio giusti col nostro tempo. Lei ci ha fatto fare un bel viaggio veramente dalle origini di Venezia fino a poi abbiamo chiuso anche col patriarcato. E di questa evoluzione di questi 1100 anni di Repubblica e 120 d'oggi, come ha sottolineato, mi è piaciuto anche i passaggi, appunto, mai violenza, sempre graduali, sempre con una certa anche abilità politica, diciamo, no? Perché certo. Sotto c'è questa capacità che avevano questa classe dirigente. Come la potremmo definire questa lunga storia, questa classe dirigente che ha sempre saputo appunto gestire e governare il potere? Guardi, è una classe dirigente, se volessimo usare due aggettivi, saggia e al tempo stesso pragmatica, una giusta sintesi tra la saggezza e il pragmatismo della realpolitik. Userei questi due aggettivi. Bene, saggia e pragmatica. Allora concludiamo questo interessantissimo intervento con questa conclusione. Noi ci diamo appuntamento più avanti con altri temi, certo, con altri argomenti. Adesso ci accordiamo, e intanto grazie perché appunto mi sta arrivando la pubblicità. Grazie al professore Alberto Zago, storico, docente, che ci ha appunto condotto. Grazie a lei. E un saluto a tutti gli spettatori. Bene, grazie. Alla prossima, professore, grazie, arrivederci. Grazie.